Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Sono 20 gli indagati per corruzione a Palermo, c'è anche un tenente colonnello dei Carabinieri, Cuffaro, accusato di essere il regista occulto di un comitato d'affari che decideva su nomine e concorsi e varava appalti truccati, si difende: non ho dato né ricevuto soldi. Il caso diventa inevitabilmente politico, piovono attacchi e tentativi di arrivare allo scioglimento dell'Assemblea regionale e da Palazzo d'Orléans pressioni per chiedere le dimissioni di alcuni degli indagati anche prima degli interrogatori. Pace si autosospende dalla Commissione antimafia. A Ragusa ha scoperta una truffa sui bonus edilizi, in 4 ai domiciliari, sequestro di beni per 5 milioni. Scicli ha arrestato l'omicida di Giuseppe Ottaviano, picchiato e lasciato morire in casa un anno fa. A ucciderlo il nuovo compagno della donna, che era stata in precedenza fidanzata con la vittima. Prima del delitto l'assassino gli aveva intimato di non cercare più la ex. Per lo stupro di gruppo alla Villa Bellini di Catania, chiesti dall'accusa 9 anni di reclusione per 3 giovani egiziani, 5 anni e mezzo per un altro. A Catania un muro pericolante minaccia di crollare sul marciapiede di Via Ala, eccolo qua. I passanti dicono abbiamo paura, ma non interviene nessuno. A Agrigento sbloccati oltre 6 milioni di euro per la riqualificazione di Monserrato e Villa Seta. La decisione della magistratura consentirà i lavori di rigenerazione dei 2 quartieri, attesa da un decennio. Calcio, la difesa del Catania perde pezzi, mano pesante del giudice sportivo che ferma per 4 giornate Ierardi. Aloi dovrà operarsi, Toscano costretto a cambiare. Bentrovati, dunque sono 20 gli indagati per corruzione a Palermo, c'è anche un tenente colonnello dei Carabinieri, Cuffaro, accusato di essere il regista occulto del comitato d'affari, si difende. Lorena Dolci. Ci sono altri 2 indagati per i quali la Procura non ha però chiesto una misura cautelare nell'inchiesta che ha travolto tra gli altri l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, il coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano e il capogruppo del DC all'Arse Carmelo Pace. Si tratta di un ufficiale dell'Arma che avrebbe messo in guardia l'ex governatore da indagini a suo carico. L'altro nome riguarda una dirigente generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della regione. La lista degli indagati sale dunque a 20 persone. La Procura di Palermo accusa Cuffaro di essere a capo di un comitato d'affari occulto in grado di condizionare settori strategici come la sanità, ma non solo. Questa volta la mafia non c'entra. Oltre ai reati di corruzione e turbativa d'asta, l'ex governatore deve rispondere di associazione a delinquere insieme ad altri 17, fra cui l'ex ministro Saverio Romano, oggi deputato di Noi Moderati, oltre a imprenditori, burocrati e funzionari. Per tutti la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari. A Cuffaro viene contestato un solo caso di tangente, una mazzetta consegnata all'imprenditore Tomasino, circostanza che lui smentisce. Io non ho mai dato soldi a Tommasino per il semplice motivo che non li ho mai ricevuti, quindi non capisco perché avrei dovuto dargli dei soldi. Questo l'ho letto pure io, mi ha molto meravigliato. Per la procura diretta da Maurizio De Lucia, Cuffaro sarebbe stato il vertice di questo sistema, big sponsor degli amici, come nella più classica tradizione democristiana. Condizionamenti? Lui preferisce parlare di consigli. Ci sono i fatti che attengono alla politica, nel senso che ognuno può dare dei consigli. Ho dato dei consigli, io li ho dato tanti altri, ma insomma non mi pare che qui le contestazioni siano dovute a questo però. In regione non si ferma il terremoto politico, piovono attacchi e tentativi di arrivare allo scioglimento dell'Assemblea e da Palazzo d'Orléans ci sono anche pressioni per chiedere le dimissioni di alcuni degli indagati anche prima dell'interrogatorio. E infatti uno di loro, Pace, indagato, si autosospende dalla Commissione antimafia. Maglio Viola.
Una raccolta firme per promuovere l'autoscioglimento dell'Assemblea regionale siciliana. L'idea è del Movimento 5 Stelle, che ha avviato una verifica con gli altri deputati regionali per comprendere se l'iniziativa ha una qualche possibilità di successo. Si punta ad elezioni anticipate dopo che nella giornata di ieri è esplosa la vicenda dei presunti appalti truccati in sanità, e non soltanto, che ha portato alla richiesta di arresti domiciliari per 18 persone, fra cui Toto Cuffaro, segretario nazionale della DC, Saverio Romano, Carmelo Pace, collaboratori, manager di aziende sanitarie e presidenti di consorzi pubblici. Per giungere ad uno scioglimento servono 36 firme da parte di altrettanti deputati regionali, in pratica la metà più uno. I 5 Stelle però sono 11, altrettanti i deputati del PD, aggiungendo Ismaele Lavardera, che da ieri propone una mozione di sfiducia, si arriva a 23. La possibilità di reperire altre 13 firme viene considerata remota anche da Palazzo d'Orléans. Non c'è più nulla da discutere né da mediare. La Sicilia ha bisogno di voltare pagina e di liberarsi immediatamente di un governo incapace di governare, diviso su tutto, travolto dagli scandali e ormai privo di ogni credibilità, attacca il vicepresidente di Italia Viva Davide Faraone, mentre Carlo Calenda insiste anche oggi su un'altra raccolta firme, quella sotto la richiesta di commissariare la Sicilia. Ieri intanto le opposizioni hanno abbandonato l'Aula, facendo saltare la seduta dell'Ars per protesta contro l'assenza del presidente della regione Renato Schifani fra i banchi del governo. La tensione cresce mentre il governatore sembra intenzionato a non fare sconti a nessuno, a partire dai manager indagati. In attesa degli interrogatori di garanzia sono partite le pressioni per chiedere al presidente del consorzio di bonifica Giovanni Tomasino di dimettersi, e provvedimenti sarebbero allo studio anche nei confronti del manager dell'ASP di Siracusa Caltagirone. Ma nel frattempo Schifani vola a Bruxelles per parlare del piano rifiuti della Sicilia con la commissaria europea all'ambiente. Giriamo pagina. Maxi operazione della Guardia di Finanza nel Ragusano nell'ambito di un'inchiesta sui bonus edilizi. 4 persone agli arresti domiciliari, oltre 5 milioni di euro sequestrati. Veronica Barbarino. Super bonus 110, bonus facciate e bonus ristrutturazione per lavori mai eseguiti o parzialmente. È stata sgominata a Modica un'associazione per delinquere finalizzata a frodi sui bonus edilizi. Una complessa indagine della Guardia di Finanza di Ragusa, infatti, ha portato questa mattina agli arresti domiciliari 4 persone e al sequestro preventivo di oltre 5 milioni di euro. Il gruppo avrebbe generato crediti d'imposta fittizi, poi ceduti a terzi, con lo scopo di ottenere ingenti profitti a danno dello Stato. Erano presenti principalmente 4 soggetti: un commercialista modicano che avrebbe dovuto testimoniare la legalità delle operazioni svolte e anche gestire in maniera corretta la cessione dei crediti, dei cassetti fiscali dei soggetti coinvolti. Un ingegnere di Pozzallo, direttore dei lavori, che avrebbe dovuto certificare la regolarità dello stato di avanzamento lavori, e 2 imprenditori che con le loro società si sono prestati ad emettere fatture per operazioni inesistenti per testimoniare appunto l'effettuazione di lavori che in realtà non sono stati eseguiti. Contestati anche i reati di truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio, determinanti per ricostruire la rete e il flusso dei crediti illeciti, gli incroci tra documenti contabili e movimenti finanziari, svolti anche con il supporto della polizia locale e degli uffici tecnici dei comuni di Modica e Ispica. Inoltre, nel corso dell'operazione, supportata dal nucleo operativo di Roma e da un'unità cinofile Cash Dog, sono state effettuate 9 perquisizioni tra Modica, Ispica, Pozzallo e Roma. Arrestato questa mattina l'assassino di Giuseppe Ottaviano a Scicli. È il fidanzato attuale della donna che era stata compagna della vittima. L'omicidio è avvenuto nel maggio del 2024. Ancora Veronica Barbarino. Arriva ad una svolta il caso dell'omicidio di Giuseppe Ottaviano, il 41enne trovato morto nella sua abitazione di Scicli il 12 maggio 2024. Dopo oltre un anno di indagini serrate, questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Ragusa, coordinati dalla procura di Ragusa, hanno arrestato il presunto responsabile, un uomo di 43 anni. Un movente passionale alla base dell'omicidio, determinante infatti la ricostruzione della vita privata della vittima, una relazione di circa 10 anni con una donna di Scicli,
Scicli, finita poco prima dell'omicidio, a cui Ottaviano non si rassegnava. L'indagato, nuovo compagno della donna, avrebbe affrontato il 41enne per un chiarimento, sfociato in una violenta aggressione con fratture al cranio e alle costole. La vittima agonizzante è poi deceduta nella camera da letto. Lui è stato aggredito all'interno della sua abitazione e poi è stato lasciato agonizzante sul pavimento o comunque all'interno della casa. Si è ripreso, sia pure per qualche breve periodo, e in questa fase è avvenuto un forte sanguinamento, un gocciolamento di sangue, che è tutto appartenente alla vittima. Con questo arresto si chiude una vicenda che ha scosso la comunità di Scicli e si aggiunge agli 8 casi di omicidio avvenuti e risolti nel Ragusano negli ultimi 3 anni. Catania, per lo stupro di gruppo alla Villa Bellini, chiesti dall'accusa 9 anni di reclusione per 3 ragazzi egiziani e 5 anni e mezzo per un altro. Emanuela Corsi. 9 anni di reclusione per 3 imputati, 5 e mezzo per il quarto che ha collaborato con gli inquirenti. Sono le richieste di condanna della PM Anna Trinchillo per 4 dei 7 egiziani sotto processo con rito ordinario davanti alla seconda sezione del Tribunale Penale di Catania, che hanno concorso allo stupro di gruppo della tredicenne alla Villa Bellini avvenuto nel 2023. I 4 imputati, tutti maggiorenni, sono accusati anche di violenza privata nei confronti dell'allora fidanzatino della vittima, che secondo la ricostruzione fu bloccato e costretto a guardare la violenza sessuale. È stata indubbiamente severa, anche perché se saranno ritenuti responsabili del reato contestato di aver fatto parte del branco a danno della fidanzatina del mio assistito e del mio assistito stesso, andrà caduta su dei soggetti che neanche probabilmente comprenderanno la portata, visto che provengono da paesi in cui già la vita di un uomo ha poco valore, e immaginiamoci il consenso di una donna. Nel frattempo sono già state confermate in appello le condanne a 12 anni e 8 mesi, a 7 anni e 4 mesi per i 2 egiziani, uno maggiorenne e un altro minorenne, che avrebbero materialmente commesso la violenza sessuale. Condannato sempre non in via definitiva anche un terzo minorenne appartenente al branco. I 3 sono stati processati con rito abbreviato. La violenza di gruppo avvenne nei bagni della villa comunale del capoluogo etneo il 30 gennaio 2023. La notizia, appresa all'inizio dei festeggiamenti a Gatini, sconvolse l'intera città. A Capizzi, nel pomeriggio, udienza di convalida del fermo dell'omicida di Giuseppe Di Dio, del padre e del fratello. Conferito l'incarico per l'autopsia, dopo l'esame potrà essere fissato il funerale. E venerdì sera Capizzi si fermerà per una fiaccolata. Francesco Triolo. C'è attesa per l'udienza di convalida del fermo a carico del ventenne Giacomo Frasconà Filaro, del padre Antonio e del fratello Mario, che si dovrebbe tenere nel pomeriggio di oggi. I 3 sono rinchiusi nel carcere di Enna da domenica mattina dopo la sparatoria in cui sabato sera a Capizzi è stato ucciso il sedicenne Giuseppe Di Dio. I 3, accompagnati dal difensore avvocato Felice Lofurno, risponderanno alle domande del giudice per le indagini preliminari Zelia Futura Maimone e del sostituto procuratore Salvatore Interlandi, titolare del fascicolo, fornendo la loro versione dei fatti. Al momento le ipotesi contestate a vario titolo sono di omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina, lesioni personali e ricettazione. Giacomo Frasconà Filaro, secondo quanto ribadito dal suo stesso difensore, si assumerà la piena responsabilità dei 3 colpi di pistola calibro 6,35 esplosi tra la folla, uccidendo il sedicenne e ferendo alla gamba un 22enne, spiegando però di essere stato aggredito poco prima davanti ad un altro bar della stessa via Roma del centro Nebroideo. Intanto è stato conferito al medico legale l'incarico per l'esecuzione dell'autopsia sul cadavere del sedicenne, esame in programma nei prossimi giorni all'Istituto di Medicina Legale di Catania. Subito dopo la salma sarà restituita alla famiglia per i funerali, che saranno celebrati probabilmente nel fine settimana nel santuario di San Giacomo. Intanto per venerdì pomeriggio a Capizzi è stata organizzata una fiaccolata per ricordare Giuseppe Di Dio. Palermo, dalle rapine allo spaccio di crack, e pure un vecchio carro di Santa Rosalia abbandonato nel cuore della piazza da oltre 1 anno e mezzo. Siamo tornati a Ballarò, quartiere travolto dal degrado e dallo spaccio. Marco Gullà.
Scippi, rapine, spaccio di crack. La polizia monitora e continua i suoi controlli nel centro storico di Palermo, soprattutto nel quartiere di Ballarò. A una turista russa è stata scippata una collana. La polizia ha però immediatamente trovato il responsabile, un ragazzo che si era rifugiato proprio a Ballarò. E sempre nel quartiere palermitano, le forze dell'ordine hanno individuato una ragazza di 23 anni con addosso 40 dosi di crack, probabilmente pronte ad essere vendute. Quel crack di cui è ostaggio ancora a Ballarò. Nel pomeriggio commercianti e ristoratori sono addirittura costretti a chiudere perché il quartiere diviene territorio di tossicodipendenti e spacciatori. Alle 5 del pomeriggio, diciamo, c'è il coprifuoco, è come se fosse luna di notte, quindi sono costretti ad abbandonare il quartiere perché inizia questo spaccio di crack incessante e quindi giustamente loro mi dicono: è inutile che apriamo la sera perché i cittadini hanno paura. Il degrado di Ballarò passa anche da immagini come questa, un vecchio carro di Santa Rosalia abbandonato nel cuore della piazza. Il carro è abbandonato, ormai hanno levato anche l'immagine della Santa da qualche mese ed è in uno stato di degrado perché fra l'altro i bambini ci giocano ed è abbandonato totalmente. Sempre a Palermo un vigile urbano è stato investito da un'auto mentre era in servizio in via Messina Marine. L'agente è stato centrato da una vettura e ha riportato una ferita alla testa nell'impatto con il parabrezza della macchina. Il vigile adesso è in codice rosso all'ospedale Buccheri La Ferla. A Catania, topi e scarafaggi in un ristorante del centro, irregolarità amministrative in un chiosco e festa di Halloween organizzata in una villa senza autorizzazione. È il bilancio dei controlli effettuati dalla task force che state vedendo, coordinata dalla polizia e che ha fatto emettere multe per 40.000 euro. In particolare l'ispezione in un ristorante nella zona di via Sant'Euplio, ristorante che è stato chiuso, ha accertato gravi criticità igienico-sanitarie. Sono stati trovati scarafaggi in cucina e un topo morto negli spogliatoi accanto al deposito di alimenti freschi. In un altro blitz i carabinieri del NAS hanno chiuso un fast food della provincia sempre per gravi carenze igieniche. Sicurezza questa sconosciuta. A Catania un muro pericolante minaccia di crollare sul marciapiede di Viala. I passanti dicono abbiamo paura, ma nessuno interviene. Tonino De Mana. No, perché è molto molto pericoloso. È consigliabile l'uso dell'elmetto, ma non per la vicinanza di una caserma e quindi per possibili esercitazioni militari. In via Ala, a ridosso della Sommaruga, il pericolo è reale e viene dall'alto, con il muro perimetrale che vedete in queste immagini a rischio crollo. Tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al 342 74 55 005 ed altrettante quelle di residenti e passanti. Da diverso tempo sollecitano interventi, finora non sono stati mai ascoltati. Siete scesi dal marciapiede perché? Perché non si può passare. Hai visto cosa c'è alle tue spalle? Sì, è una collina. Se è caduto un muro di questo, un transito enorme di macchine che c'è qua, passano bambini, ci sono anche le scuole. Lasciamo perdere. È scomparsa la sicurezza a Catania, credo che bisognerebbe rivedere tante cose. A parte il muro in cemento, le cui crepe sono evidenti, la parete a ridosso del marciapiede rappresenta una minaccia per tutti. E non va meglio in via Milo, a monte di via Ala, dove buche ed avvallamenti trasformano strada e marciapiede in un sentiero di guerra, dove l'elmetto o il casco diventano indispensabili. In questo caso, a segnalare il pericolo, ci sono almeno le transenne, che vedremo chissà per quanto tempo. Ad Agrigento la magistratura dà ragione al comune, sbloccati così 6 milioni di euro per la riqualificazione di Monserrato e Villa Seta, una vittoria che consentirà i lavori di rigenerazione dei due quartieri attesi da un decennio. Davide Sardo.
Colpo di scena dopo oltre 10 anni di battaglie legali. La Corte d'Appello di Palermo dà ragione al Comune di Agrigento e sblocca oltre 6.200.000 euro destinati alla riqualificazione dei quartieri di Monserrato e Villa Seta. Una sentenza che ribalta il decreto regionale del 2013 e riconosce la piena legittimità dell'operato del Comune e dell'Istituto Autonomo Case Popolari, allora impegnati nei progetti di urbanizzazione e miglioramento delle periferie. La Regione dovrà anche pagare le spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Soddisfazione al municipio. Il sindaco Francesco Micciche parla di una vittoria importante per la città che restituisce risorse fondamentali e nuove opportunità di crescita. Adesso il Comune si prepara a riattivare i progetti, adeguarli alle norme attuali e far partire i lavori al più presto. Un risultato che premia il lavoro di squadra e segna l'inizio di una nuova fase di rigenerazione e riscatto per Monserrato e Villa Seta. Salviamo il nostro sistema sanitario. L'appello è di Rosy Bindi nel suo libro Una sanità uguale per tutti. Il libro è stato presentato ieri a Catania. No alle assicurazioni private, dice Bindi. Non siamo macchine. Lorena Dolci. Il nostro è il miglior sistema sanitario del mondo. Si apre così il libro di Rosy Bindi, Una sanità uguale per tutti. Un'affermazione che suona surreale nella terra delle aggressioni in ospedale, della carenza di medici e infermieri, dello scandalo dei ritardi all'ASP di Trapani. Ma l'ex ministra della Salute difende con tutte le sue argomentazioni il Servizio Sanitario Nazionale, in controtendenza con la politica che corre verso la privatizzazione. Un sistema assicurativo si limita a rimborsare la malattia e seleziona i pazienti e le malattie e ciascuno di noi riceve in base al premio che ha pagato. Funziona come con le macchine. Noi non siamo una macchina, Ecco. È vero, ammette la Bindi, molti rinunciano a curarsi, altri si trascurano. La crisi del sistema sanitario è il risultato della carenza di investimenti e del blocco delle assunzioni. Eppure il principio rimane valido, ma occorre investire sulla salute. Ci stiamo convincendo che questa crisi economica che sta attraversando tutta l'Europa possiamo risolverla con l'economia di guerra, convertendo le nostre industrie verso la produzione di armi. E sull'inchiesta che coinvolge l'ex governatore Totò Cuffaro e l'ex ministro Saverio Romano, la Bindi è lapidaria. Dove ci sono i soldi, dice, c'è sempre la tentazione. È il momento della nostra pausa, subito dopo il calcio, con la maxi squalifica di Ierardi che costringerà Toscano a modificare la difesa del Catania. State con noi, vi aspetto. Calcio, tra la squalifica di Ierardi e l'infortunio di Aloi che dovrà operarsi, Toscano deve necessariamente cambiare qualcosa in vista della partita di domenica contro Altamura. Francesco Triolo. La squalifica di Mario Ierardi era attesa, scontata per la partita contro il team Altamura, ma nessuno nel Catania si sarebbe mai aspettato una batosta così pesante da parte del giudice sportivo. 4 giornate sono tante, secondo il club, che è pronto a presentare ricorso la prossima settimana. Il difensore al termine della gara, accompagnato da un dirigente, ha parlato con l'arbitro, ha chiesto scuse e quel pentimento segnalato anche dal giudice sportivo potrebbe diventare materiale da sottolineare al momento del ricorso. Toscano da ieri sa che comunque deve cambiare qualcosa in difesa per la gara di domenica. La speranza, l'auspicio è quello che possa essere recuperato Pieraccini, il difensore uscito a Caserta per un acciacco alla ripresa della preparazione, sceso in campo per un lavoro di scarico o differenziato, ma era comunque sul rettangolo di gioco. Il rientro tra i titolari del difensore sembra quindi possibile in vista del confronto di domenica. Dopo la squalifica di Ierardi, l'altra brutta notizia è l'infortunio di Salvatore Aloi. Il centrocampista si è fermato per un trauma distorsivo contusivo riportato giovedì scorso alla vigilia della trasferta di Caserta e dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Per lui quindi si prospetta un lungo stop e, come già annunciato, la società potrebbe aggregare al gruppo in pianta stabile il 21enne Arjan Khilafi, centrocampista macedone prelevato dalla Sampdoria nella scorsa sessione estiva di mercato. Calcio a 5 in chiusura, largo successo ieri sera per 5-0 della Metra Catania su Cosenza.
Grazie alla vittoria gli Etnei raggiungono il secondo posto a appena 2 punti dalla capolista Eboli. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.